onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea. Grazie regista. Oggi parliamo di Freud, Sigmund Freud, il papà della psicoanalisi, perché sono passati esattamente 125 anni dall'uscita del suo, secondo me, capolavoro, L'interpretazione dei sogni. È un'opera epocale che ha cambiato non solo la psicanalisi, ha cambiato il modo di porsi di fronte a tutto quel discorso che riguarda il sonno, il rapporto fra sonno e veglia, è quello che noi possiamo imparare effettivamente dalle ore cosiddette notturne. Naturalmente non è il solo argomento di oggi, perché sicuramente stimolante il fatto che siano passati 50 anni dai 3 capolavori del cinema a stelle e strisce. Parliamo della Stangata, parliamo del Padrino, parliamo di Frankenstein Junior. 3 perle, qualcuno li ha chiamate la Santissima Trinità d'oltreoceano. Ne val ben parlare proprio oggi alla vigilia delle elezioni americane, poi capirete meglio perché. Io penso che in quel 74, quando uscirono poi anche in Italia queste 3 perle, lì tutti quanti riuscimmo a comprendere meglio il senso ultimo di un rapporto fra l'America e il resto del mondo, con 3 lati fondamentali: la scienza e la fantascienza, comunque tutto quello che è l'immaginario a base scientifico-tecnico, con Frankenstein Junior, la vita politica basata su duelli fra bande e partiti, la Stangata, e per ultimo il rapporto con la mafia, che sicuramente in America è stato molto importante, su importazione italiana e siciliana, ma poi con esiti specifici che per esempio avevano portato anche al delitto Kennedy. Ma ci ritorniamo. Terzo argomento della prima parte, la rivista Prisma, che si presenta come la rivista di matematica, quindi a base scientifica. Per esempio in questo numero di ottobre-novembre parla di Prisma, parla di Prisma come figura geometrica, ma parla soprattutto del disegno del mondo, quindi del modo con cui si riesce a cartografare il mondo. Peccato che al suo interno ci siano dei servizi che riguardino una visione politica e ideologica che si fa fatica ad accettare. Ma forse la risposta arriva proprio da Marcello Veneziani, il noto giornalista e opinionista, con il suo intervento su Panorama, il silenzio degli storici davanti allo storicidio. Nella seconda parte abbiamo Marco Tonini, che ci illustrerà gli anni di piombo. Infatti nel promo campeggia la fotografia più iconica del secondo Novecento italiano, quella che riporta in via De Amicis a Milano la Stangata, tanto per stare in tema, da parte di un ragazzo che sta pistolettando i nemici. Fotografia che è diventata, ripeto, tra le più famose del Novecento europeo. Vogliamo parlare di Freud, Sigmund Freud, penso che tutti lo conoscono. Freud è stato colui che ha dato una svolta alla psicologia. Ha superato l'impasse presente nell'Ottocento fra psicologia e psichiatria, nel senso che fino a quando lui
non scrisse le sue opere, c'era una frattura profonda fra tutto quello che riguardava la cura dei cosiddetti matti, psichiatria, da una parte, e dall'altra appunto uno studio più generale dell'animo umano, molto spesso basato su osservazioni empiriche di poca validità. Una psicologia spicciola che aveva dato i suoi frutti nel mondo anglosassone, ma che poi in realtà, proprio di fronte al boom freudiano, perse le ali. Quindi noi oggi celebriamo i 125 anni di quale opera? 125 anni innanzitutto perché uscì nel 1899. Ebbe poi varie riedizioni. Psicoanalisi dei sogni. Non so se ci fosse in Freud una malizia nel parlare di sogni, perché già fin da allora in effetti avevano buon gioco delle opinioni e dei libri che trattavano i sogni dal punto di vista puramente esoterico. Per carità, attenzione, la mia mente, che spero sia confermata in tutta la sua apertura, non è contraria ad una visione del mondo onirico dal punto di vista esoterico-cabbalistico. Talvolta ne parliamo anche nella trasmissione Cultura Popolare del lunedì. Però è ovvio che di fronte a quello che poi allora era un compartimento effettivamente folcloristico, basato su sedute di tipo più che psicanalitico, parapsichico, mi viene in mente Eusapia Palladino al sud, che anche da noi aveva buon gioco nell'evocare le anime dei morti, ed altre forme, diciamo così, molto goderecce di valutazione dei nostri sogni. A Freud, da qui il successo enorme del libro Psicanalisi dei sogni, a Freud non interessava quale risvolto effettivamente contenutistico avesse il sogno. Il sogno viene approcciato da Freud come spia dei nostri problemi. Durante la fase notturna, eccoci ritornare bambini e metterci a sognare. Sì, ma i sogni non sono mai casuali e quindi secondo Freud corrispondono a dei desideri che non possono essere espressi per via razionale e conscia, anche perché molto spesso provocano una forma di scalpore scabroso, di scandalo. Possono riguardare anche il sesso, possono riguardare nostri desideri primari legati al denaro, alla casa, al potere. Ma appunto, secondo una fenomenologia ben precisa che costituisce il nervo assoluto dell'interpretazione dei sogni, questo libro davvero epocale che apre praticamente il Novecento e è come se desse al Novecento quella sua ipoteca, capito, di fantasia al potere, che ce l'ha avuto fino alla fine il Novecento e che ora è praticamente tramontata, anche perché si è incarnata definitivamente in qualcosa di strettamente politico. Ma la fantasia non può essere veramente politica proprio perché richiama la nostra intimità. E Freud, nel interpretare quelli che sono tutti i passaggi dei sogni, soprattutto quelli legati
a problematiche psicofisiche, perché comunque la formazione di Freud era una formazione naturalistica, mentre Jung e il suo famoso allievo svizzero scivolerà verso un approccio di tipo umanistico-simbologico che a Freud non piaceva. Ma il sogno è innanzitutto un desiderio perché traduce in un linguaggio simbolico quelli che sono appunto degli input che salgono dall'inconscio, quindi dalla libido, che è una libido, ovviamente, soprattutto secondo Freud, è stato maestro di questo, di carattere sessuale. Per cui possono crearsi dei sogni piccoli o grandi, si parla già nell'interpretazione dei sogni ai piccoli e grandi sogni, per importanza e gerarchia, però anche se durano molto o se sono particolarmente ricchi dal punto di vista scenografico, richiamano pur sempre delle pulsioni che durante la fase diurna, cioè durante la veglia, non possono essere dette. Il fascino di Freud sta tutto qui, no? Cioè esiste una morale razionale e borghese che ci impedisce di tirar fuori dalla nostra interiorità quelle pulsioni più naturali, che sono gli istinti sessuali, che è l'istinto di potere, che è la voglia di imporre il proprio ego. Ma la caricatura della fase diurna lascia il posto di notte, per quelle ore che si riesce a dormire, e comunque vale per tutti, anche per quelli che non si ricordano i sogni stessi, lascia il posto proprio a questo armamentario allegorico, simbolico, che è legato sempre a delle pulsioni naturali, anche a delle questioni fisiche tipo i malesseri. Bella la pagina nell'interpretazione dei sogni. Tra l'altro io mi riferisco sempre a questo libro che vi mostro, Vite e opere di Freud, un vero e proprio capolavoro in 3 volumi di Ernest Jones, la biografia per eccellenza, uno studio che permette di conoscere in ogni suo aspetto vita, opere e potremmo dire quasi miracoli del maestro viennese. Ernest Jones, Vita e opere di Freud, è pubblicato da Garzanti ancora oggi, ma ha avuto un enorme successo anche questo libro. In ogni caso, vi stavo dicendo, famosa la pagina in cui richiama il caso di un sogno che riguarda uno scampanio, uno scampanellio, diciamo più o meno forte, più o meno grosso, che evidentemente è dato diciamo, è fornito sul piano psicofisico da un malessere che noi sentiamo all'interno di uno degli organi presenti. Per esempio, anche quando noi soffriamo, che so, di calcoli al fegato, possiamo, dice Freud, effettivamente sognare qualcosa che in una dimensione notturna traduce questo malessere in una scena reale che ovviamente ci dà fastidio. Il rumore dà fastidio, i colpi più o meno grezzi che immaginiamo appunto di sognare ci danno fastidio. Questa è però, è ovvio, la fase meno elaborata del sogno. Quando il sogno si arricchisce di 10.000 particolari, diventa cinema, è lì che scattano proprio i desideri più inconfessabili, fa intendere Freud. Quelli che riguardano per esempio il sesso. Difficile, lui aveva una serie numerosa di esempi davanti di donne viennesi, più o meno frustrate, diceva lui, che non sognavano di fare l'amore liberamente, ma sognavano qualcosa che era una traduzione, ecco, della loro voglia di fare l'amore. Erano frustrate per tanti motivi. Questo ovviamente vale per l'uomo, vale per la donna, però tendenzialmente, almeno ai tempi di Freud, c'era
come una censura più grossa nel sogno femminile, perché era difficile che la donna sognasse il corpo dell'uomo, per esempio, in una funzione ginnica, ma alcuni simboli, alcuni richiami bellissimi nella loro ricchezza anche cromatica, perché alcuni sogni sono a colori, ma comunque nella loro ricchezza di incastro simbolico allegorico, erano in realtà appunto l'espressione diciamo tipica del mondo onirico rispetto al problema di base. Questo perché sicuramente Freud dava molta importanza al discorso della sessualità, che noi o riusciamo a sublimare la sessualità, sublimarla bene, fa intendere il maestro viennese. Ci sono mille maniere, l'arte, la musica, il lavoro, l'amicizia, o se no noi ci troviamo in uno stato di frustrazione. E comunque, fa intendere Freud, anche attraverso i sogni, comprendiamo meglio il processo prima di sublimazione degli istinti sessuali e poi di progressiva desublimazione. Deve riuscire, Freud è appassionante proprio per la capacità di raccontarci il modo con cui noi trattiamo queste pulsioni interiori. In qualche modo siamo costretti a sublimarne e il sogno ne è la traccia di questa sublimazione, perché comunque li ricodifica attraverso i simboli. Ma sul piano razionale e conscio, pensiamo all'amore, no? Il processo di sublimazione degli istinti, che passa attraverso un insieme di elementi che noi valutiamo di solito come romantici, il voler bene, il dichiararsi disponibile ad atti di gentilezza o di regalie e gratitudine, e via dicendo, in realtà poi sono pressati da una necessità di desublimazione. È ovvio, fa intendere Freud, che quando è in atto la desublimazione, quindi il sesso viene praticato in forma corposa e ripetuta, è ovvio che il sogno ha meno gioco, ha meno spessore, ha meno importanza. Sì, banalmente uno potrebbe dire, ma allora è una valvola di sfogo il sogno? No, perché comunque se noi non sognassimo, comunque non costruiremmo all'interno di noi i presupposti cognitivi della nostra vita. Cioè, e questo certamente l'allievo Jung, da bravo svizzerotto, per certi aspetti più pratico ancora rispetto al viennese, riuscì a comprendere ancora meglio da questo punto di vista, perché in effetti qualsiasi scelta noi facciamo è una forma di sublimazione, è una forma di traduzione dell'istinto in un processo che noi valutiamo come giustificabile sul piano razionale e sul piano morale. Però attenzione, la lezione di Freud rimane quella di dire la moralità può essere un castello in aria, può essere una falsità, una falsificazione, può essere frutto di un perbenismo del tutto fine a se stesso, che appunto viene smascherato dai sogni stessi. Quindi capite che l'opera Psicoanalisi dei sogni è un'opera fondamentale per comprendere la filosofia di vita che sta dietro la psicanalisi. La psicanalisi, come sostiene qualcuno attualmente, non ha avuto in realtà quel successo che faceva presagire 125 anni fa dopo l'interpretazione dei sogni di Freud. Non l'ho avuto perché in realtà
non può essere assimilabile a una medicina, non può essere assimilabile a un decorso strettamente medico e richiede sempre una forma di autoanalisi di fronte alla quale lo psicanalista deve lasciare spazio. Ma la psicanalisi è soprattutto una forma di conoscenza dei nostri mezzi, dei nostri strumenti, della nostra potenza reale, potenza non potere, si badi bene. Quindi va valutata come sussidio, non come stretta cura. Anche se è ovvio che ci sono alcuni casi clinici che nel rinnovamento progressivo della psicanalisi, che evidentemente nella versione classica è usurata, nella versione post-moderna ha tutta un'altra impostazione, pur non dimenticando le basi freudiane. Però in questa nuova impostazione c'è comunque la possibilità effettivamente di smussare alcuni angoli, cioè alcuni problemi che emergono nel corso dell'esistenza. Francamente, vedere Freud come un demonio non me la sento, in quanto era poi nell'ordine delle cose che la scoperta della sessualità emergesse inevitabilmente nell'epoca moderna. Certo, abbiamo capito anche le insidie di un pansessualismo forzato, anzi, diciamo così, una distorta visione del mondo freudiano ha generato nel costume del XXI secolo appunto una forma di liberazione eccessiva che ottiene a volte l'effetto contrario rispetto alla cura psicoanalitica stessa, cioè porta ad una perdita assoluta della bussola e dell'orientamento anche in campo sessuale. E quindi in questo senso l'importanza della valutazione del pensiero freudiano è proprio la discriminazione fra un'interpretazione di sinistra che tende a una liberazione eversiva nel senso peggiore, ma invece quella di destra, un'impostazione di destra della interpretazione delle principali opere di Freud ci porta a una gestione più complessa, certamente ispirata alla libertà, ci mancherebbe altro, ma non appiattita verso una liberazione forzata e assoluta, perché la liberazione forzata e assoluta degli istinti va contro il valore dei sogni. Nel sogno e nell'arte si può pensare, dire e fare tutto, non nella realtà. Nella realtà non si può fare tutto. Questa è la differenza fondamentale fra una destra intelligente e profetica ed una sinistra che rischia sempre, lo vedremo tra poco con la rivista Prisma, di non comprendere bene il senso ultimo delle cose. I tre filmoni, La Stangata con Robert Redford, assoluto protagonista, insieme a Paul Newman, due uomini bellissimi che si erano trasformati per l'occasione, ricorderete, in banditi, pistoleri e insomma giustizieri, non senza risvolti anche economici e finanziari. Un bel ritratto degli anni 30 che in quel momento, mi ricordo, erano gli anni 70, venivano ripescati in tantissimi aspetti e avevano una grandissima fortuna. Frankenstein Junior è il film che ci permette di comprendere in forma di parodia fino a che punto può sbroccare la scienza e la tecnica, quindi ci ricordiamo tutti ovviamente i personaggi grotteschi che animarono Frankenstein Junior, facendo ridere e piangere al tempo stesso.
una grande denuncia, secondo me, Frankenstein Junior, uscito 50 anni fa, una grande denuncia della insipienza dell'uso tecnico di una certa scienza, che risvegliò le coscienze a tantissimi individui grazie a questo film in tutto il mondo. Terzo Il Padrino, Terzo Il Padrino, che veramente ci fece conoscere fino in fondo i rapporti tra mafia italiana e mafia americana attraverso una recitazione straordinaria, forse del più grande divo hollywoodiano di tutti i tempi. Ma quella che è la forza del Padrino è soprattutto appunto l'uso del primo piano come determinante assoluta del piacere di ascoltare e vedere un film. Allora, noi siamo arrivati a questo punto, quindi onore a questa Santissima Trinità, Padrino, Frankenstein Junior e La Stangata, film che secondo me non sono stati più ripetuti come bellezza, successo, clamore e importanza. Il cinema americano oramai è in declino. Un finale di giornata, un finale di prima parte che poi adesso riprenderemo anche con l'altro ospite, che lo voglio richiamare un attimino sull'ultimo argomento, che è Prisma e veneziani. Allora, vogliamo fare questa pausa? Dopo abbiamo il nostro ospite. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ecco, rientriamo qua in diretta, in attesa di mettersi in contatto col nostro Sì, caro... abbiamo raggiunto. L'abbiamo raggiunto. Allora, eccoci qua, Marco, siamo in diretta. Oggi parliamo soprattutto degli anni di piombo. Volevo soltanto sottoporti, prima di entrare in medias res, intanto sì. Ti saluto. Ci sei? Grazie, un saluto a tutti voi, grazie. Benissimo. Prima di parlare degli anni di piombo, che comunque sono legati a quanto adesso sto per dire, mi ha colpito, perché tu sai che io compro nella piazza centrale di Monza, piazza Carducci, c'è il più fornito edicolante, lì compro l'Ira di Dio, e tra gli altri Prisma, che è una rivista di matematica.
Interessante il disegno sul mondo, alcuni aspetti sulla cartografia e altri sulle nuove tecnologie, va bene. Però non capisco perché nella parte centrale ci sia un servizio dal titolo Torna di moda allo Ius Scholae. E non mi piace quella che poi secondo me è la caratteristica più forte della sinistra di adesso, impossessarsi della scienza e della tecnica, come se fosse privativa della sinistra. Basta andare a visitare un museo di scienza naturale che viene reimpastato secondo la nuova ideologia. Qui appunto, parlando di Ius Scholae, si sottende una certa simpatia nei confronti della nuova ipotesi appunto di riforma, con l'integrazione praticamente assoluta dei soggetti di lontana origine. E questo francamente mi disorienta. Ci può essere una risposta da parte di Marcello Veneziani, scusa, ma proprio brevissimamente, poi arriviamo in medias res, con un bell'articolo della sua rubrica Controcanto su Panorama, che dice il silenzio degli storici davanti allo storicidio. Cioè, qui ci sono due fattori rilevanti. Da una parte un uso assolutamente improprio della scienza e della mainstream, e dall'altra una imporsi della woke culture con una connivenza degli storici che accettano il fatto che ci sia appunto un oblio, se non un odio profondo nei confronti di alcune epoche, naturalmente. Di fronte a questo ovviamente Marcello Veneziani si adonta. Un tuo flash su questo, scusa perché dovevo finire il discorso della prima parte e non riuscivo a concludere. Un tuo flash su queste questioni, Marco. Diciamo pure che la woke culture, la cancel culture di oggi è tremendamente antistorica. È tremendamente antistorica e nasconde in fondo un'intolleranza in realtà di fondo, perché non c'è la volontà di confrontarsi davvero tra un'idea e l'altra, ma c'è questo bisogno assoluto di imporre una narrazione politicamente corretta che però è assolutamente al di fuori da qualsiasi contesto storico, e quindi si vanno a abbattere le statue di Cecil Rhodes piuttosto che quelle di Winston Churchill solo perché in quel determinato periodo non si era giunti ad per esempio una consapevolezza per esempio sul colonialismo o su altre situazioni che sono comunque che oggi abbiamo superato, ma che comunque hanno costruito anche per esempio il benessere, hanno portato la civiltà, l'istruzione. Sicuramente ci sono stati tanti abusi, però come sempre il fatto di non contestualizzare mai e di guardare con le lenti di oggi e con il giudizio di oggi ogni periodo storico passato fa sì che noi perdiamo invece il portato, quel giusto insegnamento che invece ci ha portato dove siamo oggi. In fondo è accaduto, non è la prima volta che accade nella storia. Pensiamo al pregiudizio che avevano per esempio i rinascimentali e gli umanisti nei confronti dell'età di mezzo, del Medioevo, che erano chiamati secoli bui, ma che secoli bui evidentemente non sono, perché ci hanno lasciato veramente a livello artistico, intellettuale. Sono nate le università, sono nate le corporazioni medievali da cui tutti i mestieri, sono nate dalle banche, voglio dire, fino a tantissime opere di carità. Abbiamo delle grandissime cattedrali, per cui anche in quello c'è un giudizio effettivamente successivo che va a inficiare invece un periodo precedente. Ti faccio solo un flash invece sullo Ius Scholae, e ti dico che è del tutto evidente che l'unico motivo per cui si vuole andare a dare una cittadinanza, che comunque può essere data
nel momento della maggiore età. Dare una cittadinanza a un minore è fatto solo e soltanto perché dando la cittadinanza a un minore ci sono i cosiddetti ricongiungimenti e possiamo portare ancora una valanga di persone che non hanno nemmeno studiato, perché se c'è il discrimine dello studio, in questo caso non esiste neanche più, ma portare i tutori piuttosto che i genitori, piuttosto che i parenti, possono poi essere portati nel nostro paese grazie al fatto che un minore effettivamente ha necessità dei ricongiungimenti e quant'altro. Quindi è puramente un'operazione politica e lo sosterrò sempre. Certamente. Allora, vogliamo adesso dare uno sguardo a quei benedetti o maledetti anni di piombo, che sono una di quelle categorie proprio storiografiche che hanno avuto più successo in un certo senso, no? Perché quando dici anni di piombo ti vengono in mente quella roba lì, non altro. Mentre altri periodi della storia contemporanea è più difficile magari catalogarli, gli anni 90, così. Ora, certo. anni di piombo perché evidentemente si sparò molto, tanti spararono da posizioni a volte anche contrarie e tanti ne ebbero degli effetti molto negativi, anche molti innocenti. Fu fatta parzialmente una strage degli innocenti in certe grandi città italiane, no? Quindi anni di piombo vanno grosso modo dal 72-73 al 78-79, anche se qualcuno ritiene che la strage di Piazza Fontana fu la madre di tutte le piombate. A te la parola. Sì, diciamo che allora l'espressione anni di piombo tra l'altro deriva dal film omonimo di Margarete von Trotta, che fa riferimento appunto alla storia di due sorelle tedesche appartenenti alla RAF, alla Rote Armate Fraktion, quindi al terrorismo rosso. È un periodo che va appunto, se consideriamo Piazza Fontana, comunque dalla fine degli anni 60 fino all'inizio degli anni 80, perché poi all'inizio degli anni 80 c'è il referendum sulla legge Cossiga, ci sono gli ultimi attentati come quello al treno in Val di Sambro e quant'altro, e poi si chiude, se vogliamo, un'era, un'epoca che però è caratterizzata, da un'estremizzazione della lotta politica che va a sfociare nella violenza, nel terrorismo, con delle cause ben precise di quel preciso momento politico. Diciamo che fa seguito senz'altro agli anni della contestazione, perché comunque abbiamo nel dopoguerra, nonostante delle aperture dei governi centristi a sinistra e poi la nascita del centro-sinistra, questa voglia di radicalismo nasce forse dalla delusione, dalla fine del sogno del boom economico e la presa di coscienza di una realtà invece comunque quotidiana, direi difficile. Non c'è più la mobilità sociale degli anni 50, del dopoguerra, ma comunque diventa veramente un periodo più difficile per tutti i lavoratori. È il periodo in cui la stessa Democrazia Cristiana porta i socialisti al governo, ci sono le grandi nazionalizzazioni che portano sicuramente dei benefici, ma portano anche a un'ulteriore burocratizzazione, portano alla crescita del debito. C'è il positivissimo piano casa di Fanfani, ma ci sono tanti altri fallimenti, una riforma agraria che non si farà mai, e ci sono i primi germogli di una contestazione che parte per esempio a Trento con la lotta alle tasse universitarie, la lotta per il cosiddetto diritto allo studio, cioè per il fatto che qualsiasi diplomato, indipendentemente poi dal proprio campo di studio, potesse accedere per esempio all'università. Dicevo, c'è una voglia di radicalismo e ovviamente il pensiero di sinistra è in quei momenti molto alla page, molto
portato comunque sugli scudi anche dalla stampa, sicuramente da un certo tipo di cultura, nonostante, ripeto, la guerra fredda, perché siamo in periodo ancora di guerra fredda, di contrapposizione tra i blocchi, ma sicuramente sono molte le situazioni che soffiano sul fuoco, diciamo così, che hanno portato argomenti e hanno portato comunque suggestioni poi alla gioventù di quell'epoca o anche ai cattivi maestri, che hanno purtroppo portato a tutta una serie di violenze. Non starò a fare la cronistoria, però solo dal 68 al 74 sono oltre 140 gli attentati in Italia, che possono essere variamente classificati come terrorismo rosso, terrorismo nero, la cosiddetta strategia della tensione, insomma, che anche questa variamente valutata dagli storici. Oggi si stanno aprendo, diciamo, alcuni documenti, vengono desecretati, però un'analisi di questo periodo è ancora molto legata alle passioni politiche dell'epoca. Dicevo, tante situazioni, vi ho parlato per esempio degli strascichi del 68, siamo nella guerra fredda, quindi mondo comunista e alleati americani che si fronteggiano, si comincia a parlare per esempio della guerra del Vietnam, c'è l'operazione Condor in Cile, quindi nel dibattito comunque si parla molto di questa contrapposizione. L'autunno caldo del 69 è una lotta sindacale che poi porterà alla nascita dello Statuto dei lavoratori. Ci sono tutte le diatribe sui cosiddetti diritti civili, quelle sul divorzio, la legge Fortuna Baslini, e il tentativo, diciamo, del 74 di Fanfani di abrogarla, che poi fallirà, ma che porterà i liberali e la sinistra poi a utilizzare lo stesso metodo, per esempio sull'aborto e su altre situazioni. Sono anni anche, per esempio, di tensioni ancora una volta tra Israele e i palestinesi, ne abbiamo parlato altre volte, le Olimpiadi del 72 con la strage degli atleti israeliani, nel 70 il fallito golpe Borghese, quindi anche un ritorno di un certo modello legge e ordine, non si sa se ispirato o meno ispirato oltreoceano, diciamo. Getica, la crisi del petrolio, e sapete benissimo che poi l'austerity provoca disoccupazione, come abbiamo visto anche in altri anni, per esempio nel 2012-2013, l'austerity che porta poi appunto chiaramente tutta una serie di crisi, di manifestazioni. Sono gli anni in cui, per esempio, nel 76 il PC è e sono gli anni del tentato compromesso storico, del momento in cui comunque Aldo Moro, per esempio, teorizza la possibilità di governare insieme al PC, e lo stesso Moro poi, come sappiamo, sarà sequestrato e poi ucciso dal terrorismo rosso, con probabilmente anche molte connivenze. Si pensa, oggi è abbastanza come dire accreditato, che comunque i servizi segreti, quantomeno quelli americani, conoscessero l'ubicazione poi di Moro, ma che non vollero intervenire, perché comunque Moro era, diciamo, contrario alla narrazione che gli statunitensi volevano. Quindi, diciamo, un periodo in cui, per farla breve, c'è sostanzialmente una cultura di sinistra che si è fatta avanti nel paese negli anni attraverso, se vogliamo, anche la teoria delle casematte culturali, la teoria di Gramsci, e questa cultura di sinistra comincia a sostenere per propaganda oppure convintamente comunque l'estremismo. Sono gli anni in cui negli Stati Uniti nasce il termine radical chic, legato per esempio alle ereditiere che invitavano ai cocktail le pantere nere, ma sono gli anni soprattutto del cosiddetto Eschimo in redazione,
per cui nei grandi giornali, nei grandi quotidiani, anche nei quotidiani storici della borghesia italiana, si comincia a parlare di sedicenti brigate rosse, si comincia comunque a fare degli autodafè politici nei confronti di tutti quei giornalisti non allineati, da Walter Tobagi, che comunque ricordiamolo era un socialista, fino a Montanelli che verrà gambizzato, e poi c'è tutta una serie, per esempio gli appelli dei cosiddetti intellettuali per bene contro tutte le varie situazioni che si presentano. I più famosi sono gli appelli intellettuali contro il commissario Calabresi, che poi porteranno a quel clima che porta poi all'omicidio del commissario Calabresi, perché il commissario era accusato di essere un po' il regista di quanto era accaduto ai vari anarchici, alle questioni Pinelli e Valpreda, eccetera, eccetera. Non sto a ricordare, però diciamo che di questi grandi attentati forse i più conosciuti e quelli che hanno fatto veramente tremare lo Stato. Ricordiamo nel dicembre 69 Piazza Fontana a Milano, 17 morti, oltre 80 feriti, Gioia Tauro nel 70, 6 morti e 60 feriti, Peteano nel 72, a maggio 73 la strage della Questura di Milano, ovviamente nel 74 la strage di Piazza della Loggia, la strage dell'Italicus nel 74 sull'Espresso Roma-Brennero, e nell'agosto dell'80 la strage della stazione di Bologna con ben 85 morti e 200 feriti. A fronte di questa situazione la società civile si spacca, molti chiedono comunque un ritorno all'ordine, le forze politiche sono abbastanza, come dire, ipocrite, non sono sempre coerenti con se stesse, sia a destra sia a sinistra. C'è chi fiancheggia in realtà l'estremismo e chi lo condanna. Diciamo, c'è questo doppio binario, soprattutto da parte del PC. Ovviamente nasce un po' la teoria anche degli opposti estremismi, che pensava che questo terrorismo servisse anche per coalizzare l'elettorato moderato, con una cosiddetta strategia della tensione destinata a portare svolte autoritarie che sarebbero state, come dire, accettate dalla popolazione a fronte comunque di un periodo in cui veramente la violenza aveva un uso generalizzato ogni giorno. Ma poi questa violenza aveva fatto sì che, per esempio, anche in altri settori lontani dalla lotta politica vi fossero appunto le grandi rapine delle grandi bande della malavita locale, o l'anonima sequestri, i sequestri di mafia, l'anonima sarda. Quindi veramente un periodo in cui il cittadino medio è oggettivamente spaventato, ed è spaventato anche perché ogni giorno c'è una manifestazione, ogni giorno ci sono interventi, rivendicazioni da parte di questi gruppi extraparlamentari che non si riconoscono più nella politica ufficiale vista come compromissoria, vista come consociativa, e quindi, ripeto, nascono quelle sigle che conosciamo tristemente: Brigate Rosse, i PAC, cioè i proletari armati per il comunismo, prima linea, i nuclei armati proletari, e sull'altro fronte i NAR, Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, Terza Posizione e così via, con tutta una serie poi di indagini che vedranno anche la presenza di rami deviati dei servizi segreti o comunque dell'amministrazione statale, legati a questa strategia della tensione di cui ti parlavo. Quindi il quadro potremmo dire che è questo, è vario, è molto
fertile ancora di nuove notizie che dobbiamo verificare e, come dire, studiare, però chiaramente resta un giudizio molto pesante su questi anni. Assolutamente. Rimanderei l'analisi del fronte di estrema destra, quindi del cosiddetto neofascismo, ad una puntata ad hoc, perché Si può fare. è davvero un albero ricco di spine particolari. Cerchiamo di concentrarci per i minuti che rimangono sulle Brigate Rosse e sulle altre formazioni consimili o sorelle. Innanzitutto, davvero stupefacente la presenza femminile, addirittura come sparatrici o comunque come ideatrici di colpi grossi all'interno delle Brigate Rosse. E qualcuno ha addirittura poi svolto un parallelo fra le attuali donne italiane che diciamo così hanno deciso di far parte della guerra filo-islamica contro l'Occidente, e queste donne di cui adesso sarebbe lunga la lista, anche proprio hanno ricevuto processi, condanne, eccetera, Certo. eccetera. Qualcuna è morta o c'è rimasta sul campo, altre sono sopravvissute ma sono comunque morte dopo, e quindi c'era anche questo coinvolgimento, no, del mondo femminile a fianco di altre scelte. Ma quello che colpisce di più, e qui voglio sentire la tua idea, è proprio l'attacco frontale allo Stato, perché tra i caduti o semicaduti ci sono giudici, cioè non ci sono solo tanto gli industriali o i sindacalisti. No, certo. Ci sono dei giudici, quindi la magistratura di allora veniva accusata di essere filocapitalista. Vi rendete conto? Io parlo soprattutto ai giovani di oggi che ci ascoltano, che hanno 20 anni o 30 anni adesso, laddove evidentemente la situazione qui sembra ribaltata, esattamente ribaltata. Tu cosa ne dici, Marco? Sì, direi che quel momento è il momento in cui anche, voglio dire, in qualsiasi capannello tra ragazzi, studenti, diciottenni o universitari, avresti potuto sentire delle frasi come lo Stato non si riforma, lo Stato si abbatte e frasi di questo tipo. È un momento in cui comunque molta ideologia, molta cattiva ideologia fa presa perché siamo, ripeto, in un momento in cui comunque il paese fa fatica, la mobilità sociale è relativa, e quindi è chiaro che chi più ha da perdere, comunque chi più non si ritrova in questo sistema, poi va chiaramente a protestare. La politica è troppo ingessata in quel momento per dare risposte, nonostante le grandi speranze, le grandi aperture, ripeto, degli anni del boom, ma anche per esempio al tentativo di distensione, per esempio fatto dalla Chiesa, da Giovanni XXIII, eccetera. Ripeto, questa rabbia che cova e che comunque non trova altra espressione che non nella violenza politica, e lo Stato viene ritenuto in toto, totalmente colpevole, quindi uscendo dall'idea che comunque lo Stato è composto da persone, da individui, ma è un Moloch da abbattere, e quindi da lì il grande scontro. Poi sicuramente c'è il passaggio da una cultura, come dire, contadina a una cultura industriale, che ovviamente crea dei problemi. C'è il passaggio soprattutto dalla parte di tante famiglie di immigrati da una cultura patriarcale a una cultura più moderna. Però andando comunque oltre, queste contraddizioni vanno proprio a deflagrare nella violenza che non è più un grido, ma diventa veramente un coro sempre più vasto, sempre più ampio e sempre più pericoloso, tanto è vero che poi l'alleato atlantico metterà spesso e volentieri il becco in Italia.
Sì, poi negli anni 90 verrà fuori anche la grossa questione della Gladio, in una danza, ecco, fra soluzioni di destra e di sinistra, che poi è anche pilotata dai mass media, perché poi bisogna vedere poi fino a che punto tutto quello di cui abbiamo parlato è realtà, e c'è stata grossa, terribile e orribile, e il caso Battisti lo dimostra. Siamo ancora qua a cercare di capire come punire, scusate se uso questa parola, punire un criminale come Battisti, e non abbiamo la facoltà fino in fondo, e dove invece naturalmente un dibattito che progressivamente si spostava dopo il crollo del muro di Berlino verso altri orizzonti, tendeva appunto anche, diciamo la verità, appunto ad assolvere certi individui o a dilatare certe responsabilità. Qualcuno non è mai stato condannato, perché pensiamo a Casimirri, che è ancora tuttora latitante in un paese dove non c'è estradizione e fa una vita assolutamente normale, ma ripeto, la condanna deve essere soprattutto in questo momento simbolica, cioè più che la frizione vera e propria della prigione, è la condanna che deve essere, come dire, definitiva e portata a termine, se tutto ciò ha un senso. Ecco. Ha un senso. Va bene, avremo modo di riprendere, perché sono stati anni straordinari nel male soprattutto, però meritano ancora di essere approfonditi fino in fondo. Grazie tantissimo ancora una volta a te, e come sempre Venezia risorga. Marco, Venezia risorga Venezia per sempre.